Posso installare la centrale del mio impianto di allarme intrusione in soffitta? Questa è la domanda alla quale voglio rispondere nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore del libro Mai dire antifurto. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come avrai capito, oggi voglio rispondere a una domanda che mi è stata fatta da un cliente, un signore al quale ho dato una mano a progettare l'impianto di allarme intrusione per la sua abitazione. Ora si trova ad avere a che fare con l'elettricista di cantiere che evidentemente si occupa delle predisposizioni, si occuperà probabilmente anche della realizzazione dell'impianto di allarme intrusione e mi rivolge la domanda che hai appena sentito, ovvero: posso installare la centrale del mio impianto di allarme intrusione in soffitta? Effettivamente quante centrali sono installate in una soffitta? Perché non si dovrebbe? La soffitta è un buon posto per la centrale di allarme intrusione, o almeno questo è quello che siamo tenuti a pensare. È fuori dalle scatole, non disturba nessuno, è in un posto inaccessibile anche per i ladri, anche per eventuali manomissioni, quindi perché no? L'unica motivazione per la quale mi sentirei di dire di fare attenzione nell'installare la centrale dell'impianto di allarme intrusione in una soffitta sono le temperature. Attenzione, perché stiamo parlando di una soffitta. Di solito nelle soffitte c'è un gran caldo e in genere non vengono montati condizionatori. Le centrali, così come tutte le altre apparecchiature elettroniche, hanno un range di temperatura di funzionamento. A questo range bisogna fare particolare attenzione. Il surriscaldamento, così come il raffreddamento eccessivo, può comportare malfunzionamenti dell'elettronica, soprattutto il surriscaldamento eccessivo. Dobbiamo inoltre tenere conto che mediamente una centrale durante le operazioni comunque scalderà, comunque se abbiamo un alimentatore, un trasformatore che sia, surriscalderà, oppure il dissipatore della centrale. Nelle centrali nelle quali abbiamo il trasformatore, in genere c'è l'alimentatore switching montato sulla scheda, nella quale ci sarà anche un dissipatore di temperatura. Quel dissipatore farà sì che tutta la centrale, la scatola, il case, chiamiamolo come vogliamo, della centrale subisca un innalzamento della temperatura. Quindi se la centrale normalmente può raggiungere i 40, i 50, lasciamo perdere che una volta mi è stato detto che fino a 70 gradi per loro era normale, ma erano altri tempi, quindi ora non ci preoccupiamo più di questo, ma diciamo che se una centrale può mediamente raggiungere anche i 50 o i 60 gradi in un ambiente ritenuto normale dal punto di vista delle condizioni, se la mettiamo in soffitta, dove anziché avere 25, 20, 25, 30 gradi d'estate potremmo averne potenzialmente 40, i miei 50-60 gradi della temperatura della centrale sono destinati ad aumentare sensibilmente e quindi potenzialmente provocare un invecchiamento precoce quantomeno dell'apparecchiatura,
della scheda elettronica e dei suoi componenti. Non mi meraviglierei se la centrale montata in soffitta anziché in abitazione, ad esempio, avesse un decadimento precoce, un invecchiamento precoce della batteria, dell'alimentatore, del trasformatore, così come di tutta la scheda elettronica. Spero di averti dato uno spunto utile sul quale riflettere anche in questo video. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Ti aspetto nei prossimi video. Ciao!